I carabinieri della compagnia di Piazza Dante a Catania hanno arrestato 5 persone in flagranza di reato per spaccio di stupefacenti in una palazzina nell'Ossonico Rione di San Cristoforo. L'abitazione, meta di tossicodipendenti per l'acquisto di dosi, era stata trasformata in un fortino della droga, protetto in quel momento addirittura da porte blindate e telecamere. Nella struttura i militari all'arma hanno trovato anche un cucciolo di Rottweiler che era stato chiamato Dante, che ipotizzano gli investigatori sarebbe stato allevato per proteggere in futuro la roccaforte dello spaccio. Il cagnolino salvato dai carabinieri è stato affidato alle cure del personale veterinario dell'ASP di Catania, che provvederà a registrarlo e a vaccinarlo. I 5 arrestati dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Piazza Dante e dal nucleo cinofili di Nicolosi sono 4 catanesi rispettivamente di 18, 21, 22 e 29 anni e un tunisino di 28 anni. Le indagini erano state avviate in via di Giacomo, nello storico e popoloso quartiere di San Cristoforo a Catania, che risultava essere particolarmente frequentato da assuntori di stupefacente. Individuata l'abitazione dei pusher, protetta da telecamere esterne nascoste, un carabiniere ha approfittato di alcune disattenzioni, come un cancello lasciato aperto, per riuscire a entrare fingendo di essere un cliente. Una volta dentro, i militari dell'arma hanno bloccato i 5 presenti. Su un tavolo posto al centro della stanza c'erano 30 grammi di marijuana, una pietra di crack di 25 grammi, 1035 euro di banconote di vario taglio, un bilancino di precisione, 3 bilanci elettroniche, una macchina per il confezionamento sottovuoto dello stupefacente. È stato scoperto anche un sofisticato sistema di videosorveglianza dotato di maxi schermo che permetteva di monitorare le vie di accesso al palazzo, così da scongiurare l'intervento delle forze dell'ordine. Ma quello che maggiormente ha sorpreso i carabinieri è stato di trovare all'interno dell'alloggio un cucciolo di razza Rottweiler chiamato affettuosamente Dante, che ritengono gli investigatori avrebbe vissuto la sua intera esistenza all'interno dell'appartamento, venendo sfruttato per difendere quella roccaforte dalla droga. La perquisizione è stata poi estesa anche a un'abitazione contigua, dalla quale proveniva uno dei cavi del sistema di videosorveglianza, protetta da un pesante porta di ferro. Abbattuta grazie all'intervento dei vigili del fuoco, i carabinieri hanno trovato ulteriori telecamere nascoste tra le fioriere dei balconi che puntavano sempre verso l'esterno dell'edificio. I 5 arrestati sono stati condotti in carcere, il GIP ha convalidato l'arresto e confermata la misura restrittiva per i 4 catanesi, ma non per l'extracomunitario tunisino, che è stato invece scarcerato. Il cucciolo del cane di Rottweiler è stato affidato alle cure del personale veterinario dell'ASP di Catania.